Ben trovati. Questa settimana siamo già visti, intanto siamo al secondo interessantissimo appuntamento per quanto riguarda il patentino dell'ospitalità e siamo ospiti, io non lo conoscevo così bene, l'ex Palazzo Reale appunto di Spano del Grappa, e devo dirvi che sono ancora un po' emozionato perché venendo qui ho visto tanta bellezza e molta poesia e sono molto appassionato. Ho fatto anche qualche foto, pessima perché sono un pessimo fotografo, nonostante questa tendenza a comprare i telefonini, però è proprio bello. Allora io passerei, se possibile, ai saluti della padrona di casa, che è Annalisa Lapin, che è il sindaco del comune, appunto. Se ci vuoi raggiungere, ci abbiamo il microfono, che così quindi, quindi tu come... Grazie a te. Realtà che insomma, io penso che sia bello, oltre che una responsabilità, diciamo, essere sindaco di tanta bellezza. Allora sì, beh, come vi vedo, per tutti arrivo fino alla sua grappa, quindi è ovvio che ci sentiamo veramente investiti della responsabilità di far funzionare questo territorio. Territorio riserva di biosfera e però territorio con una vocazione turistica importante. Allora si tratta di coniugare le due cose, perché voi sapete benissimo che il Grappa non è un Luna Park, il Grappa non può diventare Jesolo, non può diventare Gardaland, il Grappa ha degli equilibri da salvaguardare, però nella pianura chiaramente più gente arriva e più è importante accoglierlo e chiaramente con il patentino ringrazio Confcommercio che appunto si è resa interprete di questa necessità di due territori, il Montello ma anche l'IPA di Agro e Montegrappa, di mettere in rete tutti gli operatori turistici, perché è una delle cose che diventa fondamentale. Siete voi i nostri testimoni sul territorio, siete voi gli ambasciatori verso tutti quelli che si approcciano con le vostre attività a vendere per primi non solo i vostri prodotti, ma tutto il nostro territorio. Allora, cosa deve fare la politica, gli enti pubblici, al di là delle promesse elettorali, magari del periodo? Devono creare le condizioni per far sì che questo territorio possa crescere. Le condizioni sono proprio quelle di dargli gli strumenti per diventare competitivi nell'accoglienza, ma soprattutto profondi conoscitori e innamorati di questo territorio che ha davvero tanto da dare. Spesso, e l'abbiamo visto con le edizioni precedenti, facendo incontri di formazione con gli operatori, quando io ero presidente dell'IPA, ci siamo resi conto che spesso non venivano conosciute le realtà più turistiche, più importanti del territorio dagli operatori, perché diciamocelo, che quando uno ha un'attività che deve alzare la sera cinesca al mattino, richiuderla la sera e magari con qualcosa in cassa, magari può fare il turista, bisogna che si impegni nel potenziare la propria attività. Quindi questi diventano momenti di informazione che consentono di darvi quella rete di relazioni e di conoscenza che possono poi aiutarvi maggiormente senza che voi abbiate bisogno di dovervi inventare, di prendere contatti con Tizio, Caio, Sempronio per avere una rete da offrire ai vostri clienti. Quindi grazie davvero, grazie Redi, grazie a Crista in questo caso che fa le reci e rappresenta Commercio. È chiaro che tutti i sindaci appartenenti all'IPA, alla riserva di biosfera, credono in questo progetto ed è fondamentale appunto avervi al nostro fianco perché, ripeto, lo scopo del fine dell'amministrazione non è certo quello di fare turismo, quello che fa voi. Il nostro è quello di crearvi le condizioni e questo progetto rientra perfettamente nei parametri, quindi grazie davvero a tutti e buon ascolto e grazie ai relatori che sono qui presenti, davvero grazie. Buon lavoro. Mi è piaciuto molto ed è una cosa su cui abbiamo insistito anche in precedenza, no? Nello scorso incontro, che le istituzioni, la pubblica crea istituzioni, però quello che siamo detti non si può sostituire, no? Quindi a un certo punto la palla passa a noi e noi dobbiamo questa palla passarcela e cercare di fare gol. E vedo in sala Cristian Pugnaro, che è il responsabile del commercio e della direzione di Aslo, e Montebelluna, che saluto, ma porto i saluti sempre di Daniele Delegazzo, che è invece della delegazione il presidente, che non ha potuto venire, ma sapere quanto ci tiene e
e quindi è con noi. E questo percorso lo stiamo facendo insieme a SLA, che conoscerete nel corso dei nostri incontri. Va subito al primo appuntamento di oggi, che riguarda il tema del DMS, che questo sì, abbiamo già sentito varie volte, avete visto anche quanto Stefano Marchioro e la Regione ne erano assolutamente coinvolti e per il momento io non dico niente e anzi la parola a Licia Salucci, che è la referente del progetto del DMS, che so essere collegata e che ringrazio per averci raggiunto. Vediamo se Sì, ciao ci sentiamo. Francesco, Ciao, ciao, ciao. buongiorno, Adesso buongiorno a proviamo. tutti. Io non vedo la sala ancora, vedo Vabbè, Francesco, giriamo. però va bene lo stesso, come volete. Eccovi, eccovi, buongiorno. Ecco, adesso vi vedo. Allora Francesco mi lascia la palla bollente di spiegare cos'è il DMS, o meglio, di raccontarvelo un po' in relazione alle funzionalità che ha, più che altro ai vantaggi che può portare a voi operatori. Quindi tralascio tutta l'introduzione perché se prima di me c'è stato il dottor Marchioro, sicuramente vi ha spiegato tutto il progetto nel dettaglio e anche meglio di come farei io probabilmente. Però riprendo due parole che ha detto la sindaca e che sono nel titolo dell'incontro, ossia rete e territorio. Perché queste due parole, scelte sicuramente non a caso, né da chi ha organizzato il corso né dalla sindaca, spostano immediatamente l'ottica con cui dobbiamo affrontare questa giornata e l'ottica proprio della formazione, cioè noi stiamo ragionando in questo momento come destinazione e quindi come un insieme di operatori che guardano, come dire, oltre la porta della propria struttura. E quindi il DMS si inserisce perfettamente in questa ottica nuova, perché il DMS, come dice l'acronimo stesso, Destination Management System, è un sistema pensato appositamente per le destinazioni turistiche. Cosa intendo? Quando uso il termine destinazione, è un termine generico che utilizzo per indicare gli enti che gestiscono e promuovono a livello turistico un territorio, quindi non gli enti pubblici in questo caso, ma appunto questi soggetti che possono essere uffici turistici, DMO, aziende per il turismo, poi si chiamano in tanti modi diversi nelle varie zone d'Italia, però sono gli enti che appunto promuovono e sono lì per gestire un territorio. Quando prima la sindaca ha detto che bisogna salvaguardare il Grappa perché non deve diventare un Luna Park, ecco, questa è una dichiarazione di intenti molto importante, molto forte, che gli enti turistici che lavorano su quel territorio devono tenere in considerazione e quindi tutte le azioni che gli enti mettono in campo devono rispettare un po', passatemi il termine, questo comandamento su cui tra l'altro sono d'accordissimo a livello personale. E quindi appunto gli enti di promozione sono quelli che gestiscono e promuovono il territorio che è appunto fatto da una rete di soggetti, tra i quali chiaramente ci siete anche voi. Allora, come sapete, gli enti di promozione turistica svolgono una serie di attività. Noi di Feratel, per semplificare, le raggruppiamo in 4 filoni: informazione, accoglienza, promozione e commercializzazione. Quindi, quello che fa la destinazione turistica è accogliere gli ospiti, dare loro informazioni e ovviamente ancora prima, diciamo così, di avere gli ospiti sul territorio, questi ospiti devono essere intercettati tramite le azioni di promozione, che sono quelle più classiche che ci vengono in mente: le campagne stampa, le campagne pubblicitarie, i siti di destinazione, le pagine social, tutta la pubblicità che viene fatta, quindi tutta una serie di azioni. E poi alcune destinazioni si muovono anche in senso commerciale, quindi propongono già online agli ospiti qualcosa, adesso io parlo in termini molto spicci, da acquistare.
ai fini della vacanza, chiaramente. Il DMS è lo strumento che permette alle destinazioni di attuare queste politiche. Perché? Come voi avete, se siete gestori di strutture ricettive, avrete sicuramente un PMS, quindi un gestionale, che vi permette di fare tutta una serie di cose, dagli obblighi di legge alle attività quotidiane che bisogna fare all'interno delle strutture, e così il DMS è un po' il gestionale di queste organizzazioni turistiche. La prima cosa che il DMS permette alla destinazione di fare è quella di raccogliere le informazioni dal territorio, ed ecco che qui è fondamentale la rete. Per attuare le sue attività di marketing, la destinazione ha bisogno di informazioni. Le informazioni provengono dal territorio stesso, quindi ci sono alcune informazioni che gli uffici turistici possono raccogliere da soli, diciamo così, proattivamente, altre informazioni che devono necessariamente chiedere a voi. Se un ente turistico vuole fare una campagna promozionale, appunto adesso so che sul Monte Grappa ci sono tantissime vie strade di accesso per le biciclette, no? Facciamo finta che un ente turistico voglia promuovere il prodotto bike, perché il Monte Grappa è particolarmente vocato a questo prodotto. Quindi, oltre a creare il prodotto e a fare tutto quello che deve fare sul territorio per rendere fruibili queste strade, chiaramente l'ente turistico può anche attuare delle azioni promozionali, delle azioni pubblicitarie, e allegare, diciamo così, corredare queste azioni promozionali anche con informazioni più commerciali. Cioè, venite sul Monte Grappa perché c'è questa esperienza da acquistare, o perché ci sono queste strutture ricettive che possono essere prenotate, eccetera, eccetera. È chiaro che quando l'ente turistico vuole dare informazioni sul territorio, deve avere informazioni di prima mano. Quindi, per quanto riguarda le strutture ricettive, se vuole proporre agli ospiti di prenotare sul sito di destinazione le strutture devono essere prenotabili, devono essere disponibili, devono avere i prezzi aggiornati, così allo stesso modo le esperienze, quindi le attività su prenotazione. Il DMS permette alla destinazione di entrare in contatto direttamente con voi, quindi è sicuramente il DMS uno strumento che si aggiunge al panel di quelli che voi normalmente utilizzate durante il vostro lavoro quotidiano, e permette quindi a voi di passare alla destinazione una serie di informazioni che siete voi ad aggiornare. Quindi sono le informazioni, come dire, di prima mano, non sono vecchie, non sono scadute. E quindi tramite il DMS la destinazione riesce effettivamente a concretizzare la rete di operatori sul territorio. Quindi il DMS da un lato si collega, diciamo così, alle strutture ricettive, agli organizzatori di eventi, ai gestori di punti di interesse. Adesso io parlo di strutture ricettive, ma il DMS permette alla destinazione di raccogliere e gestire le informazioni su tutto il territorio, quindi eventi, punti di interesse, strutture ricettive ed esperienze. Una volta che tutte le informazioni sono, diciamo, inserite in questo grande scatolone, che è il DMS, queste stesse informazioni possono essere distribuite. Infatti un altro degli aspetti fondamentali del DMS è proprio la capacità di distribuire le informazioni. Distribuire nel senso di pubblicarle su N canali. Perché dico N canali? Perché la destinazione non ha un solo canale, ossia il sito internet. La destinazione ha innanzitutto gli uffici turistici, quindi i primi touch point del turista che arriva sul territorio sono i punti informazione, gli IAT, che quindi possono attingere le informazioni dal DMS per rispondere alle domande dei turisti. E rispondere alle domande dei turisti, sapete anche voi, quando avete gli ospiti in casa non è mai semplice, più che altro non è semplice avere le informazioni aggiornate di prima mano e subito disponibili. Il DMS permette all'ufficio turistico di averle. Facciamo un esempio sugli eventi: io entro all'ufficio turistico di Asolo, chiedo quali eventi ci sono ad Asolo o quali eventi ci sono anche in un'altra località del Veneto, non diciamo così sotto la gestione dell'ufficio di Asolo.
Tramite il DMS, per come è stato impostato dalla Regione Veneto, l'ufficio turistico sa darmi in pochi minuti le informazioni che io chiedo su Asolo e su altre località del Veneto. Quindi appunto gli uffici turistici sono la prima cosa. Poi c'è sicuramente il sito di destinazione che quindi mostra le informazioni caricate sul DMS, ci sono le pagine social su cui possono essere pubblicati dei link che rimandano al sito di destinazione, possono esserci dei canali partner della destinazione su cui vengono pubblicate le informazioni caricate nel DMS. Quindi immaginiamo il DMS come un grande scatolone da cui più soggetti possono attingere le informazioni che voi stessi caricate. Ecco che quindi quando dico che il DMS permette di concretizzare questa rete è in effetti così. Perché appunto ha questa capacità di raccolta delle informazioni e di distribuzione delle informazioni stesse. Ehm, Inoltre, diciamo, il tempo che voi impiegate per aggiornare il DMS torna, diciamo così, anche indirettamente a vostro vantaggio. Eh, Sicuramente voi tutti siete abituati ad avere a che fare con i grandi portali di prenotazione, Airbnb, Booking.com, eccetera, e siete abituati quindi a rapportarvi in un certo modo con questi portali. Il portale di destinazione è un'altra cosa. Il portale di destinazione generalmente non è così spinto commercialmente, generalmente non hanno commissioni o se ce le hanno sono veramente molto molto basse, perché come dire, il lavoro della destinazione non è fare booking.com, è appunto promuovere il territorio in senso più ampio del termine, proprio per evitare, diciamo così, che diventi un Luna Park e per dare a tutti quanti la stessa visibilità. Quindi quando voi aggiornate il DMS dovete essere consapevoli che siete parte di un progetto, che state cedendo la destinazione, o state condividendo con la destinazione le vostre informazioni, anche per contribuire a dare autorevolezza io dico sito della destinazione per esemplificare il canale, diciamo che tutti abbiamo in mente, il canale distributivo più conosciuto delle destinazioni turistiche, quindi il Visit, no? Asolo Montegrappa, Visit Asolo, eccetera, Visit Treviso. Quindi questi siti, come dire, acquisiscono autorevolezza se hanno informazioni. Quindi più informazioni voi caricate nel DMS, più rafforzate il portale di destinazione, che quindi può diventare sempre di più il punto di riferimento per gli ospiti. Poi non è detto che l'ospite concluda effettivamente la conversione sul portale di destinazione, però sicuramente lo visita e sicuramente parte dal portale di destinazione per approfondire poi magari appunto vede una serie di strutture ricettive, sceglie quelle che gli piacciono di più e poi va sui siti di quelle strutture o va su booking.com sicuramente purtroppo per approfondire le informazioni. Però intanto il contatto è avvenuto sul sito di destinazione. Quindi anche quando valuterete, diciamo così, il lavoro che fa la destinazione, non valutatelo solamente in base al numero di prenotazioni che vi arriva. Uno, perché non è detto che tutte le destinazioni percorrano questa strada commerciale e due, perché non sono siti da mettere, diciamo così, in concorrenza con Booking.com. Mi ricollego ad un altro concetto a cui ha accennato la sindaca, cioè che oggettivamente il lavoro che fate voi ogni giorno quando dovete aprire la struttura o l'attività commerciale che avete non è banale, quindi assorbe molto tempo. Per cui quando voi vi trovate al bancone un ospite che vi chiede: Ah, ma cosa posso fare stasera qui ad Asolo? O cosa posso fare domani? Quali sono è aperto il museo, eccetera, eccetera. Generalmente cosa fate? Non so, avrete magari dei volantini che vi hanno portato, che vi ha portato qualcuno, o magari date le informazioni che sapete perché le conoscete voi in prima persona, eccetera. Però sapete che raccogliere le informazioni è sempre, come dire, molto dispendioso in termini di tempo. Ecco, il DMS, tutto quello che viene raccolto nel DMS a livello di eventi e punti di interesse, che viene raccolto quindi dall'ufficio turistico, può essere messo a disposizione degli operatori stessi.
Lo scorso anno la DMO Treviso ha vinto uno dei bandi, insomma, è risultata beneficiaria di uno dei bandi della Regione Veneto, e una delle azioni previste da questo bando era quella di distribuire le informazioni degli eventi sui siti delle strutture ricettive. Ovviamente le informazioni sono state distribuite tramite il DMS. Quindi alcune strutture che hanno come dire, risposto a questa call da parte della DMO Treviso, che ha chiesto chi vuole inserire la pagina eventi sul proprio sito. Da quando hanno inserito questa sezione del DMS sul proprio sito, non devono più preoccuparsi di andare a cercare le informazioni sugli eventi, perché ce l'hanno in casa, ce l'hanno sul proprio sito. È una pagina che si autoalimenta in base al lavoro che fanno gli uffici turistici e che è sempre aggiornata, cioè gli eventi vecchi non rimangono online, gli eventi vecchi vengono depubblicati, così per i punti di interesse. Oppure può essere inserita questa lista di eventi o questa lista dei punti di interesse nell'extranet che ognuno di voi ha, si chiama web client, quindi ognuno di voi ha una scheda sul DMS e delle credenziali di accesso per aggiornare questa scheda. In alcuni casi all'interno di questo extranet voi potete trovare le informazioni su eventi e punti di interesse. Questo per dire che è vero che come dire, voi dovrete impiegare un po' di tempo per aggiornare la vostra scheda sul DMS, ma innanzitutto lo state facendo a vostro vantaggio, perché ehm, è casa vostra, è uno spazio vostro, ok? Quindi è bene che sia aggiornato. E poi questo tempo che, tra virgolette, impiegate, comunque lo potete recuperare attingendo dal DMS le informazioni che vi servono per rispondere ai vostri ospiti. Inoltre questa capacità distributiva del DMS vi permette di aggiornare una scheda sola, quindi ognuno di voi, ogni struttura ricettiva ha la propria scheda sul DMS, la aggiorna tramite il web client, che è appunto l'extranet dedicato agli operatori del territorio. Questa scheda sarà pubblicata su tanti siti. Per esempio, sulla zona di Asolo c'è il sito Visit Asolo, c'è il sito Asolo Montegrappa, c'è Visit Treviso, poi c'è Veneto.eu, poi ci sono i progetti delle varie reti di impresa, per esempio Ville di More e Castelli, adesso ce ne sono tantissime in Veneto. Ehm, per essere presenti su tutti questi siti che integrano il DMS, voi non dovete aggiornare una scheda per ognuno di questi siti. È un'unica scheda DMS, quindi presente nel DMS, che viene pubblicata su tutti i portali che pescano le informazioni del DMS stesso. Quindi, quando dico capacità distributiva e canali di pubblicazione della destinazione, dovete pensare a questa rete qui, quindi la rete sul territorio e la rete online di siti che pescano dal DMS. Quindi il DMS vi permette anche di ottimizzare quindi il tempo di lavoro, perché ognuno di voi aggiorna la propria scheda e questa scheda poi è pubblicata su più siti. Può essere pubblicata su siti, diciamo così, promozionali, come possono essere per adesso Veneto.eu o visittreviso.it, quindi dove vengono mostrate solo le informazioni di descrizione, immagini e criteri, quindi dotazioni della struttura. Altri portali pubblicano non solo queste informazioni, ma anche le informazioni commerciali che ovviamente sarete sempre voi ad inserire nella stessa scheda, quindi le camere, i prezzi, la disponibilità, eccetera. Adesso io non mi dilungo di più perché insomma non voglio diciamo, tediarvi troppo, però mi interessava farvi passare questo concetto che il DMS è uno strumento della destinazione, quindi ha delle funzionalità studiate in ottica di destinazione turistica, quindi non è uno strumento verticale per le strutture ricettive, ma è uno strumento che permette alla destinazione di entrare in contatto, raccogliere le informazioni e pubblicare queste informazioni stesse riguardanti le strutture ricettive, i fornitori di esperienze, gli eventi e i punti di interesse. Quindi ha tantissime funzionalità, ma tante mancano perché non è un gestionale di strutture, non è un gestionale per le esperienze e non è un gestionale di eventi. Quindi è un qualcosa che permette di concretizzare veramente la rete che si costruisce sul territorio, che permette alla destinazione turistica di entrare in contatto proprio concreto con tutti voi. Io, Francesco, chiuderei qui
perché appunto Ottimo, essendoci grazie. anche stato l'intervento del dottor Marchioro, penso che la parte teorica sia stata ben evidenziata. Bene, bene, direi tanto grazie e penso che sia stato esaustivo e ti ringraziamo per il tuo intervento. Poi se ci sono delle domande che, diciamo, che non sono state risposte durante questo periodo, magari te le sottoponiamo perché non è un problema Sì, volentieri, se ci certo, puoi, assolutamente. ci puoi Se io rispondere. adesso fra 5 minuti purtroppo per un imprevisto devo andare via, però se volete raccogliere le domande e poi me le mandate, volentieri poi rispondo in modo più dettagliato e esaustivo. Ti ringraziamo. Grazie mille a voi e buon lavoro. Per PMS, che ci contiamo tanto, anche perché poi il tema dell'informazione, soprattutto nel turismo, è estremamente importante. La distribuzione dell'informazione aggiornata poi è altrettanto importante perché uno dei soliti problemi era quello perché l'informazione che non è aggiornata è come il servizio che funziona male, no? Che se uno dice c'è il bagno, ah sì, c'è il bagno, poi vai, ma non funziona, è un problema, no? Per il conto. E questa è l'informazione che non è aggiornata. Allora, sempre sul tema poi magari se abbiamo tempo facciamo un po' di web browsing, andiamo a vedere un po' dei siti che utilizzano il DMS proprio per avere un po', riuscire ad avere un'immagine di questo, ma io chiederei al link Luca Pittolato, che è il hotel manager del BHR Treviso Hotel, di raggiungerci perché c'è un intervento molto interessante che è l'utilizzazione di tecnologia e strategia del panorama dell'ospitalità moderna. Ti tocca rimanere seduto perché il microfono è uno solo che sta anche a distanza, tanto lì. Tanto benvenuto e grazie. Grazie a tutti voi, buongiorno a tutti. Io sono Luca Pizzolato, sono l'hotel manager del BHR Treviso Hotel, una struttura vicino a Treviso, nella periferia di Treviso, con un grosso centro congressi e affiliata alla catena internazionale di Best Western. Oggi faremo un excursus molto veloce su quelle che sono la gestione dei portali di vendita di ogni singola vostra attività e quelli che sono poi gli strumenti per collegare la vostra attività a questi canali di vendita. Ci sono dei termini, ci sono essenzialmente tre termini che ricorrono spesso e volentieri, che sono la POTA, di Online Travel Agency. Alla fine troveremo un excursus molto veloce sull'RMS, il Revenue Management System, e poi c'è il Channel Manager, che è un altro strumento che si collega tra voi e le strutture e i vari portali. Come vedete dall'immagine, oggi noi parleremo di come collegare tutte le vostre attività ai vari portali di vendita. Facciamo un'introduzione semplice e banale. Chi di voi all'interno di un canale di vendita in questo preciso momento è osservato da una persona che sta in Ohio, piuttosto che in Australia, piuttosto che in Cina, piuttosto che in una qualsiasi altra parte del mondo? Se non lo siete, all'interno dei portali di vendita, voi tecnicamente non esistete perché non siete in grado, in questo preciso momento, di essere visibili in svariate parti del mondo. Quindi, se lo siete all'interno di un portale di vendita, e spero che lo siate o che lo sarete presto, sarete visibili sempre in qualsiasi parte del mondo. Se non lo siete, siete praticamente inesistenti. La distribuzione, ovvero come voi vendete qualsiasi vostro servizio all'interno del mercato turistico,
dei servizi sta all'interno di un ecosistema, e questo ecosistema ha delle regole basi molto semplici, però anche in taluni casi molto complicate da far comprendere e da far gestire correttamente. Prima cosa che vedete nel punto 1. I canali di vendita sono partner o sono nemici della nostra azienda? Ovvero, noi siamo infastiditi dalla commissione che paghiamo al canale di vendita, oppure dobbiamo cogliere l'opportunità che grazie a quel canale di vendita io raggiungo una qualsiasi persona in qualsiasi parte del mondo che non avrebbe mai prenotato da me e che grazie a questo canale di vendita oggi può venire da me. Un esempio semplice che ho fatto ad un albergatore anni fa, quando ho fatto un periodo di, come dire, al di fuori del mondo degli alberghi. Questo albergatore si lamentava, un albergatore di Acqui, si lamentava del fatto che Booking lucrava sul suo lavoro. E io ho detto, ok, perfetto, però lo 0% di commissione su 0 euro fa 0 euro guadagnati, però tu hai sempre comunque i costi fissi da dover affrontare. 100 euro venduti tramite Booking o qualsiasi altro portale ti generano un utile di 80 euro, e quindi tu hai i tuoi costi fissi pagati, i costi variabili pagati e un utile. Quale delle due cose è più importante? Fare la lotta contro la percentuale che io devo a qualcuno, o avere di sicuro un utile che mi paga i costi e che mi dà una redditività? Dobbiamo mettere sulla bilancia della nostra azienda queste due attività, queste due possibilità, né più e né meno. Vedremo oltretutto la sfida quotidiana, che è quella di una gestione manuale di tutte le attività, che vi farò vedere tramite il Channel Manager come si può evitare di incorrere tutta una serie di errori che sono capitati a tutti, dalle grosse compagnie alberghiere alla piccola struttura. Tutta una serie di soluzioni tecnologiche che oggi ci sono nei channel manager, e poi vedremo proprio la strategia di distribuzione equilibrata. Sono slide non tantissime, ma insomma che più o meno abbracciano tutte queste cose. Gli obiettivi principali di avere la nostra azienda, la nostra struttura all'interno dei canali distributivi permette di incrementare la presenza online. Se io sono, come vi dicevo prima, se sono presente esisto, se non sono presente fisicamente non esisto, anche se ce l'ho. Ottimizzare le tariffe, avere una tariffa fissa tutto l'anno non è una tariffa, la tariffa varia in base al periodo, alla stagione, alla mia occupazione, alla pressione della piazza, alla persona che c'è nell'area, all'evento o non evento, varia in base a decine di variabili. Utilizzare correttamente questi sistemi distributivi permette di minimizzare o di ridurre l'overbooking non previsto, perché io posso anche decidere di lavorare per un periodo in overbooking. L'overbooking non previsto è quello che genera una problematica sia reputazionale sia di spesa, perché oggi l'overbooking è regolamentato da tutta una serie di direttive a livello europeo molto stringenti, e poi ovviamente migliorare la mia produttività. Faccio una parentesi su quest'ultimo punto. Noi produciamo servizi, però produciamo allo stesso modo e con le stesse caratteristiche con le quali De Longhi produce i pinguini, Giovanni Rana produce tortellini, la Fiat produce le macchine, anche se adesso ne produce meno. Allo stesso modo, noi siamo un'azienda che produce
produce prodotti più delle volte intangibili, ma produce con una caratteristica negativa rispetto ad altri tipi di attività, che noi non possiamo immagazzinare ciò che produciamo. Se io sono Giovanni Rama e produco 10 scatole di tortellini, oggi ne vendo 6 e domani possono venderne 4, ma vendo le scatole che ho prodotto. La mia camera, il mio servizio di ospitalità piuttosto che servizio di esperienza, se non lo vendo oggi, domani non lo rivendo, domani è un altro servizio. Perché io non posso mettere via. Non so se voi abbiate affrontato una tematica di prezzo medio di vendita, è una cosa che vi farà capire questo tipo di attività, però i servizi si producono e si vendono nel momento stesso in cui avviene la vendita. Io non posso immagazzinarli, la camera non la posso togliere e la metto via. O la vendo o non la vendo, perché su quella camera lì comunque un costo fisso ce l'ho sempre, che è il riscaldamento, l'acqua calda sanitaria, un qualsiasi tipo di attività che aziende che producono fisicamente dei beni possono non avere. Intanto, cosa sono le OTA? E partiamo dal canale distributivo. Le OTA sono le agenzie di viaggio online, Booking.com, Expedia, Airbnb, eccetera, eccetera. Sono delle società che sono intermediarie tra voi e il cliente finale. Sono quelle agenzie che una volta erano fisiche e oggi sono spostate su online che mettono in comunicazione la domanda con l'offerta. Senza di loro questa comunicazione sarebbe difficilissima e perderemmo delle grandissime opportunità. Tenete presente che il billboard effect, che è l'effetto cartellone, perché tecnicamente le OTA sono dei cartelloni pubblicitari, quelli che trovate per la strada. Quindi se sono presente in quella piattaforma online, io sono presente sul cartellone e tutti mi possono vedere. Il 70% dei clienti che hanno improntato all'interno di una struttura ricettiva, non di nostra, di una struttura ricettiva, generalmente hanno prima fatto un passaggio attraverso una online travel agency. Hanno visto i contenuti all'interno di questa agenzia, hanno letto i commenti positivi o negativi e dopodiché magari si sono spostati sul sito internet piuttosto che sui social network di quella determinata attività e hanno prenotato. Il 70% ha comunque prima fatto un passaggio tramite questo canale. E io sono per questi billboard effect. Altra cosa, tenete presente che il 70% delle prenotazioni che vi arrivano direttamente da persone che non hanno magari un contratto diretto con voi, che possono essere aziende piuttosto che tutto il resto viaggia tramite le OTA. E questo è un dato essenziale da comprendere, quindi se sono presente mi vedono e poi possono venire a prenotare tramite me. Ci sono dei pro e dei contro, però è un dilemma che c'è sempre stato, ci sarà sempre. Sono più i pro che i contro, se li sappiamo gestire bene. Uno dei contro che poi vedremo è, e non è scritto qui, essere soggetti troppo alle OTA, ma lo vediamo dopo. I vantaggi, visibilità immediata. Se voi oggi, questa sera, decidete di fare un viaggio a New York, andate a vedere tutti i siti degli alberghi di New York o andate a
trovare un albergo all'interno di un contenitore unico, andrete a cercare una struttura ricettiva all'interno di un contenitore unico. Quel contenitore unico sono le OTA, quindi è una visibilità immediata, subito presente, perché è un mercato globale. Noi siamo all'interno di un mercato globale. Fine. Un marketing delegato, il più delle volte, cioè non il più delle volte, le OTA fanno marketing al costo vostro, fanno investimenti giganteschi in nome e per conto vostro. Certo, non lo potete voi misurare, questo investimento di marketing, non lo potete modificare, cioè non potete tirare sul telefono e chiamare il signor Expedia e dire no, non mi piace come fai questa cosa. Però vi danno una serie di autonomia su che foto mettere, come gestirle, eccetera, eccetera. Avete i giudizi dei clienti che sono importantissimi per riuscire poi a sviluppare quelli che sono i vostri servizi ed è soprattutto, tra virgolette, una pubblicità gratuita. Se vendete, pagate la commissione, ma se non vendete, non vi chiedono nulla. Quindi io che vado a vedere all'interno di un'agenzia online una determinata struttura, vedo i giudizi ai clienti, poi capito perché ho voglia magari di chiedere uno sconto particolare, non fatelo mai. Cado sul sito internet di quella struttura, io prenoto direttamente, non pago la commissione, voi non pagate la commissione dell'otto perché non ho prenotato tramite l'otto, ma è una pubblicità gratuita. I contro, quando ovviamente le OTA chiedono commissioni elevate, stiamo parlando insomma si viaggia su un range tra il 15 e il 20% lordo IVA. Mm. Quindi stiamo parlando che più o meno si viaggia tra il 25 e il 30%, ovvio perché vi danno tutti questi vantaggi. Quello che è il più delle volte il contatto diretto con il cliente. Il cliente è dell'agenzia di viaggio online, non è più vostro. Io che prenoto su Booking un albergo, una struttura, un servizio X, io sono cliente di Booking. Booking vi oscura addirittura la mail, non avete la mail del cliente perché avete una mail di Booking che tramite l'intelligenza artificiale filtra poi le richieste che arrivano. L'altra cosa che oggi è obbligatoria da anni, è la rate parity, ovvero le tariffe che voi mettete in vendita sul vostro canale devono essere messe anche in vendita sul canale delle OTA. Questo per evitare che, logicamente, io vado a vedere sull'agenzia online quale servizio, quale struttura, eccetera, eccetera, voglio prenotare e poi vado sulla struttura fisicamente, prenoto risparmiando. Siccome non sono proprio gli ultimi arrivati, chiedono questo. Ci sono degli strumenti che permettono di fare una variazione da questo tipo, da questo punto di vista, però insomma sappiate che c'è questo tipo di attività. Posso fare una domanda? Niente. Il cliente che prenota la camera e paga direttamente, Diciamo, tipo, si è non devi dire che cosa facciamo, che così anche lui ha un'idea. Sì, sì, no, perché io so. sull'immobiliare, Sì. so che Favore. Sì. E il cliente che prenota preferisce dare l'OTA anche perché è più tranquillo quando paga una struttura più grande o pagare direttamente. Ma no, c'è allora, da un punto di vista di sicurezza, nessuno di noi ha e avrà la capacità di gestire in sicurezza un dato di pagamento come possono fare. Fine. Quindi la mia carta di credito e il mio pagamento tracciato su Booking.com, su Expedia, su Airbnb è molto più sicuro del pagamento che voi inserite o la carta di credito che voi andrete ad inserire sul vostro gestionale.
in dubbio. Quindi il cliente si sente molto più sicuro. Punto 2. Tutte queste agenzie che hanno una reputazione molto, molto forte e la devono mantenere molto forte per avere una presa sul mercato, in alcune situazioni possono riconoscere anche una scontistica dei voucher, eccetera, eccetera, nel caso il servizio non sia andato a buon fine e poi loro si rivalgono sulla struttura. Quindi è molto più sicuro in tutti i sensi. Tenete presente che oggi, facciamo un piccolo excursus, c'è una normativa del PCI che pretende che i dati di pagamento e i dati personali siano su due piattaforme separate e i dati di pagamento siano criptati. Questo perché? Perché nel caso un hacker o qualcuno dovesse entrare nel vostro gestionale, non riesce a fare il match tra dati personali e dati di pagamento. Dati personali e dati di pagamento vuol dire rubare l'identità a una persona e poi permettere a quel truffatore di fare acquisti in nome e per conto del cliente in tutto il mondo. Devono per forza essere gestiti su due portali, su due piattaforme separate e la piattaforma che tiene i dati di pagamento deve avere tutti i dati criptati e ci sono dei passaggi ben precisi da fare da ottemperare. È molto costosa. Best Western, che è una catena internazionale, ci ha chiesto qualche anno fa, ci siamo adeguati a questo tipo di attività, vi dico che è molto onerosa. Però che succede che rubano un dato, che rubano la carta di credito e io per pigrizia ho messo tutte queste informazioni all'interno del mio gestionale, il gestionale è stato bucato e rubano tutto, i danni che vado a pagare sono enormi, sia a livello di reputazione che proprio monetario. Allora, oggi le online travel agency si stanno sempre di più. Si stanno evolvendo con l'intelligenza artificiale, fanno un grandissimo uso dell'intelligenza artificiale. Quindi oggi c'è anche questo strumento in più. Vi do questo numero che mi hanno comunicato settimane fa in una riunione di Best Western per farci capire di che potenza stiamo parlando. Solo Booking.com, abbiamo un dato solo di Booking.com, nel 2026 investirà 9 miliardi di dollari sullo sviluppo dell'intelligenza artificiale collegata al portale Booking.com. Tenete presente che lo Stato italiano, manovra 2026, sono 18 miliardi. Booking, solo per sviluppare l'intelligenza artificiale, investirà 9 miliardi. Ha decine e decine e decine di sviluppatori. Questo perché? Perché grazie a questo strumento oggi riuscirà ad affinare sempre di più le ricerche, e dopo vedremo anche come, per orientare il cliente nella giusta scelta della sua destinazione finale, di quello che desidera. Quindi le OTA hanno anche degli algoritmi predittivi, hanno di base all'interno del proprio extranet, dove potete accedere solo voi per la vostra struttura, vi danno tutta una serie di informazioni su qual è la pressione che c'è nell'area di riferimento dove operate, come stanno andando i prezzi di vendita, come stanno andando le prenotazioni, eccetera, 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 eccetera. Booking.com sapeva con settimane di anticipo, le altre sapeva con settimane di anticipo che ci sarebbe stato il problema del Covid, perché lo vedevano l'andamento delle prenotazioni in base a come il Covid si muoveva. E quindi riuscivano a fare anche tutta una serie di attività. Non possono prevedere il Covid, perché serve un mago Merlino, però riescono a monitorare quelli che sono i flussi
riescono a dare tutta una serie di informazioni oggi che per voi, per noi, per me sarebbe impossibile poterli avere immediatamente, poter avere dati freschi, poter avere dati reali e conoscere quelle che sono effettivamente le potenzialità della domanda che si sta presentando nella zona dell'opera. Vi danno anche la possibilità di visibilità booster, quindi se garantite a questi portali una percentuale in più per un periodo limitato, per un periodo lungo, vi danno la possibilità di scalare le posizioni all'interno del portale e farvi trovare prima. Tenete presente che più in alto siete nel portale, più possibilità avete di ricevere prenotazioni. Generalmente più di 2 pagine un cliente non sfoglia. Mm. Come vi dicevo prima, danno assistenza ai clienti 24 ore su 24, fanno una classificazione automatica dei contenuti con l'intelligenza artificiale, addirittura, oltre alle informazioni che voi avete caricato all'interno del portale, loro vanno a pescare anche le informazioni che voi avete caricato all'interno dei vostri siti. E perché fanno questo? Perché sovente, e in Italia è una pratica, come dire, di uso comune, le informazioni che io carico all'interno di un portale non sono sempre uguali alle informazioni che io carico all'interno del portale dell'online travel agency. Perché? Perché l'idea è, banalmente, li frego e mi prendo io i clienti migliori quando cadono a me. E quindi loro fanno con questo tipo di attività anche un'analisi del portale. E poi hanno l'utilizzazione del machine learning, quindi il sistema auto impara su come fare poi tutta la serie di attività su ogni singola struttura. Per dire, questa è una fonte del Ministero del Turismo. L'estate 2025 è il tasso di saturazione e la tariffa media per nazione delle online travel agency. Quindi in Italia il 40%, 39, è stato prenotato tramite OTA. Quindi fate 100 prenotazioni, 40 in Italia è un canale che arriva dalle 8. In Spagna è al 33, in Grecia al 31, in Francia al 23. È un dato significativo, vi fa capire, questo è anche un dato che possiamo leggere in un modo diverso, ovvero che noi siamo una nazione che ha pochissime catene alberghiere, quindi la penetrazione delle OTA è maggiore. E poi vedete quello che è il prezzo, la tariffa media di vendita, che in Italia è 166, in Spagna 195, 244 per la Grecia, Francia 139. Questa è relativa al mare. Al mare. La CPA, per la prenotazione non al consumatore. Quelli che spendono mediamente Relativo alla prenotazione delle strutture italiane. no, fate 100 prenotazioni che arrivano nella struttura, in quella vendita dei servizi, 40 arrivano dalle OTA, quindi non sono indicati i paesi di origine. Fate 100 turisti, 100 clienti che hanno prenotato una struttura ricettiva, un servizio, un'esperienza, 40 sono arrivati dalle 8 in Italia contro il 23 della per darvi è già una fonte del Ministero. No, ci si dà una risposta di questa differenza di tasso? Sì, sì, la risposta, allora, il Ministero la leggeva come una vittoria. La risposta semplice, che poi non è semplice, però la risposta è che in base a quanto grandi sono le strutture ricettive, esatto, se ci sono più catene, una catena alberghiera o piuttosto piccoli cluster alberghieri, piuttosto che strutture più grandi, riescono a gestire meglio quelli che sono le varie percentuali o i canali di vendita.
strutture piccoline in alcune situazioni si affidano quasi esclusivamente perché fare attività in proprio di pubblicità piuttosto che di vendita è estremamente oneroso. Piuttosto pagano una percentuale alle OTA e via. Ci sono, che era uno di quei pericoli di cui vi accennavo prima, bisogna stare attenti perché ci sono strutture ricettive che sono fisicamente in mano alle OTA, ovvero che hanno il 60, 70, l'80% della loro produzione è intermediata da uno di questi canali, il che vuol dire delegare l'attività a questo soggetto che un giorno si alza e dice: visto che fate 100 prenotazioni, io te ne faccio 70, da oggi invece che pagarmi i 15, non avverrà mai anche però nell'ipotesi del 15 mi paghi il 30. No, ti chiudo il canale e tu non vedi più niente. Giusto per... che oggi operano per noi, che sono i channel manager. I channel manager sono praticamente delle strutture informatiche che stanno tra il nostro gestionale e i vari canali distributivi. Una volta che io inserisco quel dato sul channel manager, questo automaticamente invia tutte le informazioni ai vari canali in modo simultaneo. Gestisce la disponibilità quando viene occupata, quindi se io vendo una camera, il channel manager lo sa e dice a tutti gli operatori che c'è una camera in meno in vendita, e se, come mi auspico, se andrete ad acquistare un channel manager, prendetelo che sia bidirezionale a due vie, tutte le prenotazioni che arrivano dai vari portali vengono lette al channel manager ed entrano nel vostro sistema in un modo diretto. Oggi questo tipo di tecnologia del channel manager non è costosissimo,
ci sono channel manager che hanno anche un valore economico molto, molto basso, sono gratuiti, ma sono comunque estremamente abbordabili anche per strutture di piccole dimensioni e vi aiutano tantissimo. Una volta che avete finito la disponibilità del vostro servizio, il channel manager lo sa e chiude automaticamente le vendite e quindi noi possiamo tranquillamente fare le nostre attività. Se non ce l'abbiamo, dobbiamo sempre stare attenti a tutte le prenotazioni che arrivano, tutte le richieste, perché facilmente possiamo andare in overbooking. Nella nostra struttura, stiamo parlando di 133 camere, prima dell'adozione di questo channel manager a due vie, a noi arrivavano le telefonate, piuttosto che arrivavano le email, avevamo la nostra cassettina nera con questo pacco di prenotazione. A un certo punto dicevamo, boh, ci è arrivata conferma di questo evento da 100 camere. Come siamo presi? Allora, vedi, tutti prendevano le carte, andavano a vedere e cominciavano a buttare dentro prenotazioni per quella data e trovavi ovviamente in overbooking che dovevi gestire. Questa situazione è diversa. Oggi arriviamo a zero, poi possiamo decidere noi in base al settaggio piuttosto che vogliamo andare noi in automatico in overbooking, è una gestione nostra, ma ci andiamo sapendo che possiamo andarci, invece che trovarci casualmente in overbooking di un tot di camere e dobbiamo poi gestirle, perdere tempo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi cosa succede senza uno strumento centralizzato? Che bisogna entrare in ogni AdSense, quello che dicevo prima, quindi le pagine che a voi dedicate per chiudere la disponibilità dopo una vendita, piuttosto che modificare il prezzo, piuttosto che fare altre attività. Il rischio di overbooking non voluto, ed è un errore gravissimo e anche costoso da gestire. Errori di prezzo. Ah, mi sono dimenticato di cambiare il prezzo durante la mostra di Van Gogh e mi entrano ancora quel prezzo vecchio, piuttosto che investire del tempo su attività che possono essere automatizzate. Il tempo è denaro, invece che, tra virgolette, molti virgolette, perdere tempo a modificare queste informazioni, possono essere automaticamente modificate da un sistema informatico e io mi dedico a tutt'altro. Il channel manager quindi consente la distribuzione automatizzata e sincronizzata all'istante di tutte queste informazioni sui vari canali di distribuzione, sia OTA che anche altre agenzie di viaggio. Sono quasi tutte collegate. Sono Peroni, ovviamente, Sì. dico, quindi gestisco sia Booking che Airbnb fondamentalmente. E hanno dei sistemi completamente diversi poi nel fare il prezzo. Siccome io non ho mai usato questi motori, e poi siccome poi Booking ha una serie di scontistiche, funziona, il prezzo va. Allora, le scontistiche che lei applica su Booking sono scontistiche che sono legate ad una determinata tariffa che inserisce. Il channel manager non gestisce la scontistica, in realtà il channel manager gestisce il prezzo, quindi fatto 10, poi se lei ha una serie di scontistiche su Booking, Booking rileva il prezzo 10 e applicherà le sue scontistiche. Airbnb Bisogna lavorare sulla stessa maniera. Esatto. E un'altra cosa, qualche illuminativo Oddio, allora ce ne sono, medio piccolo. ce ne sono tantissimi. Allora, sul medio piccolo no, non ne ho, però insomma, dico adesso mi viene in mente c'è Zucchetti che fa un'attività di questo tipo, ce ne sono tantissimi che fanno, cioè nel senso, poi bisogna vedere, il problema è che potrei dare anche dei nomi e non fanno a caso, cioè bisogna riuscire a capire tutta una serie di attività. In alcune situazioni sono anche le stesse associazioni di categoria, ad esempio, che fanno degli accordi quadro con questi tipi di società e quindi possono spuntare un prezzo di favore. Perché? Perché se vado io, Luca Pizzolato, a parlare con
il gestionale Francesco Redi dice è 100, al massimo ti faccio 90, che è lo sconto che applicano a tutti. Se l'associazione di categorie piuttosto che il consorzio di cui fate parte, va là e dice io mi presento tizio che 40 strutture, automaticamente Francesco Redi ha una platea di clienti e potrà dirlo alla porta di 90 costerà 60 o 50, dipende sempre. Lì, ecco, potete farvi un viaggetto su internet. La cosa che vi consiglio è, se riuscite, anche senza fare grande distanza, a farvi un salto a vari eventi che fanno sul turismo o alla borsa, per esempio alla BIT, piuttosto che a andate in giornata, parlate con vari operatori, trovate le varie formule che sono adatte a voi, perché lì poi bisogna capire che tipo di struttura avete, quante camere avete, eccetera, eccetera. Se ne avete due, sì, magari trovate anche un qualcosa di online che è gratuito. Se siete un po' più complessi, serve altro, bisogna anche poi la parte grossa del channel manager è il settaggio che ci sta dietro, cioè avere tutte le informazioni, come operate, come siete, che tipi di servizio, cioè bisogna mettere dentro una serie di informazioni. Quindi le funzioni principali appunto del channel manager è l'aggiornamento in tempo reale della disponibilità, la sincronizzazione delle tariffe, la prenotazione, prevenzione dell'overbooking e l'analisi della performance, perché vi dà anche un'analisi. Molti channel manager vi dicono anche come state andando, quante prenotazioni sono entrate dal canale A, quanto dal canale B, da che nazione, da dove sono arrivati, uomini, donne, età, eccetera. Vi dà tutta una serie di informazioni. I benefici, appunto, li abbiamo visti anche prima, comunque il risparmio del tempo, la riduzione degli errori è la parte maggiore. Facciamo un micro excursus su un'attività che adesso è estremamente costosa per la gran parte delle strutture ricettive, ma che da qua a 5 anni probabilmente la troverete a poche centinaia di euro anche in internet, che è il Revenue Management System. È un sistema che esiste da svariati anni e funziona sul vostro storico. Quindi prende tutti i dati storici della vostra struttura, prende tutti i vari canali sui quali voi state vendendo le attività, analizza oggi con l'intelligenza artificiale tutti gli eventi che ci sono e vi dà la possibilità e vi dice a che tariffa potreste vendere questa tipologia di servizio che voi state per mettere in vendita. Oggi, come dicevo, è estremamente costoso. Ci sono addirittura degli RMS che agiscono in nome e per conto vostro, quindi sono loro che automaticamente cambiano le tariffe. E questo sistema vi aiuta a prevenire il panico. Cosa intendo prevenire il panico? Che nel momento in cui io apro il mio gestionale, guardo le mie prenotazioni, dico ho poche prenotazioni, aspetta che abbasso il prezzo. Sì, nel senso posso abbassarlo e magari è una domanda che si sta sviluppando in questo momento, magari la piazza attorno a voi si sta già riempiendo e prima o poi arriverà da voi. Questo tipo di strumento vi aiuta a evitare questo tipo di attività. Sempre gestito bene, fatto bene, settato nel modo corretto, eccetera, 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 vi aiuta. Oggi è estremamente costoso, tanto è vero che ad esempio noi nella nostra struttura non ce l'abbiamo perché per Treviso non necessitavamo di questo tipo di attività, ma ce l'ha l'ufficio revenue, ovvero quello che ci fa le proposte di prezzo di Best West, e infatti noi abbiamo delegato l'ufficio di catena a gestirci tutta l'attività di revenue management e loro utilizzano questo tipo di sistema.
E quando, ad esempio, io discuto con l'ufficio revenue di Best Western, loro mi dicono: sì, ma guarda, sta tranquillo, non è un problema, perché vedo che attorno a te Mestre si sta saturando e arriverà da te, piuttosto che alziamo un po' il prezzo, perché ho visto che l'evento XY che c'è a Pordenone, piuttosto che a Vicenza, a Padova, eccetera, eccetera, sta portando moltissima domanda che non riesce a essere accolta dall'offerta attuale, quindi sicuramente cadranno. Questo tipo di attività permette di farlo perché grazie all'intelligenza artificiale riescono a vedere tutta una serie di informazioni che io dalla mia struttura singola farei fatica a vedere se non con ore di lavoro, e questo ci mette pochi minuti. La comparazione quindi del prima e del dopo, utilizzare tutti questi strumenti e aggiornamenti manuali, quindi sono io che opero, errori frequenti, disallineamento con ad esempio i portali delle OTA e nessuna automazione LMS. Il dopo, utilizzare questi strumenti è aggiornamenti automatici, dati sempre allineati, quindi voi vendete allo stesso modo in tutti i canali, con lo stesso prezzo, eccetera, eccetera. Se non lo desiderate, overbooking è eliminato, e vabbè, quando sarà l'RMS predittivo e strategico. Una gestione integrata tra tutti questi canali e comunque tra i primi due, quindi le OTA, le online travel agency e il channel manager, consente di massimizzare i ricavi, ovvero i soldi che vi restano all'interno della vostra struttura, ottimizzare la distribuzione e aumentare la competitività della struttura. E io concludo. Se avete domande, qualsiasi tipo di domanda, io sono. C'era un po' del quindi la libertà di scambio. Volevo fare una misura pariente. Sì. È stata bonita. Sì, legalmente sì, ma nel senso, non siete più obbligati a essere in parity rate. Sta di fatto che se su Booking non adottate la parity rate, scendete di posto. Quindi la sua struttura, essere in prima pagina o essere in quarta, fa una certa differenza da questo punto di vista. E soprattutto è anche una gestione corretta della collaborazione che c'è tra la struttura che vende e la struttura che intermedia. Nel senso, il concetto è essere vincenti entrambi. Il concetto è win-win. Vinco io, vinci tu. Perché se voglio vincere solo io, prima o poi chi mi fa da intermediario, che è molto più grosso, mi saluta e io resto con un palmo di mano. Sì, legalmente è stata, non è più, è possibile non gestirla, la parity rate. Ha proprio rischio e pericolo. Sì, certo. Sull'extraverdiero, Sì, in particolar modo locazioni turistiche, sì, che è un mondo pratico, sì, ed è anche un mondo un po' diverso dagli altri extraverdieri, nel senso che per esempio Bed and Breakfast magari hanno delle loro associazioni, dei sì, loro eventi, mentre la locazione turistica sì. solitamente o ha un sito proprio o un riguardo dove può essere inserita e deve essere regionale, settorialmente. Sì, in promozione, che è una cosa diversa dalla distribuzione della vendita. Sì. E queste strutture molto spesso hanno solo le opere sostanzialmente per dare loro visibilità. Conviene anche lavorare invece di fare un sito proprio e avere una visibilità, per cercare di trovare di disintermediare oppure no. O sono sforzi che si fanno ma incomparabili con le opere. Sono sforzi che si fanno, ma che se non si è sufficientemente grandi e strutturati non portano nessun beneficio. Quindi anche perdere tempo e rimanere solo le opere. No, nel senso, per fare un sito internet deve avere
qualcuno che glielo ristruttura, che glielo crea, che glielo mantiene, che lo aggiorna, che lo posiziona, eccetera, eccetera. E ha un costo. Però questo a fronte di quante prenotazioni può portare, ovvero quello che capita a noi. Siamo a Treviso e Treviso è nel triangolo nel famoso triangolo della Pianura Padana della produzione. Io gli stranieri mi chiedono ancora quanto Treviso vicino a dove? Noi siamo un consorzio turistico, Sì, sì. molto piccoli anche in vacanza. Sì, 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 sì. E quando noi gli chiediamo il link per inserire nella scheda del sito del consorzio, non c'è più lì, stanno il link di Booking, nel senso che loro Sì, sì. Nel senso, anche solo un alloggio, cioè, bisognerebbe veramente poi acquistare tutta una serie di attività, di informazioni, devi farlo bene, devi sempre aggiornarlo, devi inserire le chiavi, eh, che poi oggi con l'intelligenza artificiale non serviranno neanche più, quindi è un investimento che non lo so fare. Devi comprare un Booking Giant. Sì, devi comprare, cioè, nel senso, adesso ci sono fior di compagnie, se andate a vederli, di quei siti, anche compagnie di un certo spessore, anzi, siti che non sono belli allettanti, perché preferiscono altre intermediari in altri modi, hanno altri tipi di canali. No, io francamente non farei un investimento di questo tipo. Ci sono delle strutture che addirittura hanno solo dei canali social per prenotare. Perché su WhatsApp, guardate che nel senso a noi capita spesso che ho i clienti in parcheggio, entra dentro e fa ho prenotato, ed è in parcheggio, cioè nel senso deve solo entrare in una camera libera e ha prenotato tramite un online travel agent. Entra dentro, ha fatto la prenotazione e fisicamente dal cellulare è andato in N server e poi è entrato, quindi magari la prenotazione mi arriva un minuto dopo che lui è entrato e mi ha detto ho la prenotazione. Vi lascio. Cioè, quindi non ha neanche guardato il nostro sito internet, non gli è interessato. No, non vale la pena, secondo me. Altre domande? Le OTA hanno, non so, ricordano mie colleghe, c'è un piccolo PhD, Sì. cioè, sono veramente piccolo, quindi io al momento non sono iscritta a nessuno presente, però sento da una mia collega che lei capita spesso che le prenotate e poi viene anche, non so, annullati magari, perché ci sono i click on magari fa cancellazione gratuita oppure 3 giorni prima, che lei capita anche spesse volte che e se tu sei piccolo comunque poi rimani. No, no, allora, le cancellazioni gratuite siamo noi che le decidiamo. Nel senso, qualsiasi canale, qualsiasi portale vende quello che noi chiediamo sia venduto. Quindi se io inserisco, faccio il settaggio della mia pagina all'interno di questo canale, dicendo ai clienti potete cancellare gratuitamente anche fino al giorno prima, io prenoto, cancello, rientra nelle policy che io ho messo all'interno. Se io scrivo invece che posso cancellare 3 giorni prima e dopo sono in penale, oppure vendo solo camere prepagate, sono io che lo decido. Che potrebbe succedere. Poi può succedere che il cliente abbia avuto un imprevisto. Generalmente ti contattano e ti chiedono, il cliente ha chiesto di cancellare. Per lei va bene? Sì? No. Sì? Cancellano? No? Ah, addebitano la penale. Fine. Siamo noi che gestiamo tutto quello che vediamo. Loro ci danno moltissimi consigli e il più delle volte sono anche consigli calati sulla realtà, quindi fatti per aumentare le vendite, ma siamo noi che gestiamo la nostra vendita, non sono loro. Loro intermediano solo quello che noi vogliamo sia intermediato. Io ho una domanda a farti. Quanto è importante il prezzo? La variazione di prezzo?
Voi quante volte cambiate il prezzo della stessa camera nel corso di un anno? Il, il prezzo è importante in base alla pressione che in quel momento c'è. Ci sono, ci sono alcuni giorni che noi magari per lo stesso periodo possiamo cambiare anche 2 o 3 volte il prezzo. Eh, il prezzo varia in base a quanta domanda c'è in quel momento sulla piazza, piuttosto che sulla struttura, piuttosto che sull'area geografica. Fine. Io posso impostare alla mattina un prezzo, mi rendo conto che stanno arrivando molte prenotazioni, aggiusto il prezzo, lo aumento a mezzogiorno e alla sera lo posso aumentare. Non ha, il prezzo è in funzione a chi vuole venire lì. Ci sono servizi complessi. Sì, nel senso, sì, beh, ce ne sono tantissimi servizi richiesti. I più richiesti, allora, io faccio sulla mia struttura, quindi poi tantissimi servizi richiesti da noi sono l'utilizzo, ad esempio, della spa, ce la richiedono molto, ci richiedono moltissimo la colazione perché noi, in policy, tutte le nostre tariffe sono senza colazione e quindi ci chiedono la colazione inclusa. E poi ci fanno tante richieste di servizio di prenotazione di trasporto all'aeroporto piuttosto che eccetera eccetera. Ci sono anche però tanti servizi che vengono dedotti. Noi tramite le OTA, tramite tutti i portali di vendita e specialmente con i giudizi che ci danno, ci svelano tutta una serie di servizi che noi possiamo e abbiamo implementato. Faccio l'esempio, l'ultimo, che sembrerebbe una cosa sciocca, ma l'abbiamo capito da un paio di servizi dai clienti. Noi abbiamo spa e palestra. La palestra fino a qualche anno fa apriva alle 7 del mattino, oggi l'abbiamo anticipata alle 6 del mattino, insieme a un anticipo della colazione. Perché? Perché le persone che fanno magari attività fisica e hanno un impegno di lavoro si svegliano un po' prima, vanno su in palestra, la trovano aperta alle 6, si fanno la loro corsetta, la loro attività fisica, scendono, trovano la colazione aperta alle 6:30 e hanno tutto il tempo poi di prepararsi, farsi una doccia e partire per il luogo di lavoro. Avevamo un altro tipo di problema, la nostra struttura fa molte chiamate noi riceviamo molte chiamate dalle camere da parte di clienti che si sono dimenticati dallo spazzolino da denti alle ciabatte, vogliono un accappatoio in più, vogliono questo, vogliono quello. E noi avevamo un problema di staccare una persona che salisse in camera e facesse questo tipo di servizio. Facciamo una media di 10-15 salite al giorno, media, che vuol dire che magari ce ne facciamo giorni, ne facciamo anche 20, magari a domenica ne facciamo 3. Su questo c'erano state alcune informazioni che ci chiedevano di avere un servizio più veloce e abbiamo inserito dall'inizio di quest'anno un robot che fa un servizio di consegna espressa in camera e in 24 ore su 24 senza problemi. Si chiama l'ascensore da su, va di fronte alla camera, chiama il cliente tramite WiFi, il cliente esce, digita un codice che gli abbiamo fornito, si prende la sua cosa e il robot torna giù. Questo mi ha permesso di ridurre moltissimo le chiamate che facevo ad altri colleghi e quindi dovevano interrompere nell'arco della giornata moltissime volte le loro attività e quindi avevo un servizio che si prolungava troppo nel tempo e magari in alcune situazioni non era neanche perfetto. E riesco a dare un servizio rapidissimo al cliente anche durante le ore notturne, come io sono una persona presente. E questo sempre perché una recensione negativa rispetto a una recensione positiva è molto più importante, perché uno che ha scritto una cosa positiva vuol dire che si è trovato bene nella cosa. Uno che ha una recensione negativa è perché al netto che magari ci gode a farla, ma sono infinitesimali, è perché ha trovato una mancanza o si aspettava un qualcosa in più da noi. Se io prendo quella recensione, non mi faccio venire
un attacco di bile, ma la analizzo, se è uno che si lamenta che sono troppo distante, perfetto. Se sono in 10.000 che si lamentano che sono troppo distante, probabilmente devo trovare un metodo di collegamento più veloce a quel punto che ai clienti sta tanto a cuore. Il che non vuol dire darglielo gratuito, eh. Vuol dire adeguare, inserire quel servizio e adeguare poi automaticamente il prezzo di vendita della mia struttura comprensiva di quel servizio. Quindi se vendo a 10, inserisco quel servizio che mi costa 12, viene percepito ad un valore aggiunto maggiore, lo vendo a 15, quindi copro il costo del servizio e ci faccio altri 3 sopra di marginalità pura. Noi faremo una versione turistica. Sì. Il programma era quello che stava Sì. adesso, che poi si andrà a utilizzare per gestire le retenzioni e si riesce a fare attraverso un channel manager per andare Allora, il channel manager, che io sappia no, probabilmente potrebbero esserci degli strumenti che lo gestiscono. Ci sono degli strumenti appositi che gestiscono la verifica delle recensioni, ma il costo vale la candela, nel senso che adesso io non conosco la grandezza della sua struttura, ma poniamo sia una sola locazione. Quindi, fatti 100 clienti, probabilmente scriveranno in 50, di questi 50, 48 bene, 2 avranno qualcosa da dire. Gestisco quell'attività. La cosa che fa la differenza è non arrabbiarsi perché mi ha scritto una cosa negativa, ma imparare da quella cosa negativa per migliorare quelli che sono degli aspetti di comunicazione. Vi faccio proprio un esempio concreto che è capitato a noi. Nella gestione del robot siamo andati a finire anche su alcuni social network, ci hanno fatto anche, come si chiama? Camigiani calzolari. Ok. Gli alberghi di default hanno il room service a pagamento, quindi se vuoi una cosa in camera, paghi il fatto che io te la porto in camera. Quindi, poniamo il caso, il caffè costa 1,50 euro, vuoi che te lo porto in camera, costa 11,50 euro, perché io sposto fisicamente una persona avanti e loro su questo tipo di attività. Se no, altrimenti scendi e ti bevi il caffè. Con l'introduzione del robot, noi abbiamo ampliato l'offerta al cliente, abbiamo detto, perfetto, se vuoi un service classico, la cosa che prendi più un sovrapprezzo. Invece poi con il robot te lo mandi su, sai che ha un servizio diverso, nel senso che noi tutti i trasporti li facciamo su bicchieri di carta usa e getta, questo per evitare che possano cadere, eccetera, eccetera, sono più standard, insomma, tutta una serie di considerazioni che abbiamo fatto. E abbiamo fatto in questo test un'informativa che abbiamo messo in camera dove c'è scritto se vuoi il robot, un service con il robot è gratuito, se invece vuoi l'uomo è a pagamento. Aver scritto che l'uomo costa è venuta su un putiferio enorme, cioè, addirittura mi ha chiamato anche il Fatto Quotidiano chiedendomi interviste. Ma il concetto non è che noi facciamo pagare l'umano è sempre stato fatto pagare. È il fatto che noi diamo a chi vuole, magari è sotto la doccia, vuole un caffè ed è ancora bagnato e non vuole avere complicazioni, mandami sul robot che mi va bene. Altri invece vogliono che sia proprio la persona che glielo porta. Adesso cambieremo da queste critiche e da questa polverone che è nato, perché abbiamo effettivamente sbagliato la terminologia all'interno di questa comunicazione, faremo altro che modificare la comunicazione. Vuoi un service standard? Costa X. Lo vuoi con il robot? È gratuito. Il servizio rimane, il concetto rimane,
cambiamo l'approccio con il quale facciamo la comunicazione. Il più delle volte siamo noi che diamo per scontato determinate cose perché noi le viviamo, le abbiamo create e pensiamo che vadano bene così. Magari all'esterno le leggono in un modo completamente diverso, ma perché abbiamo sbagliato a fare una comunicazione, quindi la critica che ci arriva dobbiamo solo prenderla, se alcune volte, il più delle volte dà fastidio, facciamoci passare il fastidio e leggiamo la critica come un punto di forza che dobbiamo andare a integrare, integriamo quel punto di forza e risolviamo il problema. Una tecnica che uso io, ad esempio, quando faccio le risposte alle critiche, cancello l'intestatario, quindi dalla mail piuttosto che lo cancello. Quindi scrivo le mie cose, di getto di pancia, dopo un po' le rileggo, modifico, poi le modifico ancora, cerco di capire ma se io fossi dall'altra parte a ricevere una mail del genere e scrivo una risposta sensata. Il più delle volte il cliente ha ragione. Poi è ovvio che abbiamo risposto anche a dei clienti che ci dicevano non siete a Treviso. Sì, ma basta guardare il Google Maps e capivi che ero a Quinto di Treviso. Lì poi, nel senso, è quella percentuale, il più delle volte sono informazioni utilissime. La gran parte dei servizi che noi abbiamo installato, che abbiamo implementato in struttura sono stati implementati su consigli che ci avevamo, o su critiche che ci avevano fatto i clienti. Fantastico. Per il nostro Treviso, contando che 2 quartieri di Londra sono come da qui a Treviso, quindi Però. non so se c'è stato- non so se ci sono altre domande. Io ne avrei una ultima, visto che ti abbiamo qua per poi ascoltarti. E la domanda è questa. Ovviamente se è possibile anche saperlo, siccome l'esperienza che hai tu nella tua struttura, e, diciamo nell'ultimo periodo, nell'ultimo anno, tra i clienti che sono arrivati, motivazioni e nazionalità emergenti, perché vengono allora, non da te, nel senso che allora, nell'area di Treviso arrivano da un po' di anni a questa parte, grazie a una serie di informazioni, no, grazie a una serie di articoli che alcuni quotidiani americani hanno fatto su Treviso, arrivano per visitare Venezia, ma star fuori da Venezia. Nel senso, ma non per una questione di prezzo, per una questione di vivibilità e quindi preferiscono non alloggiare a Venezia perché in alcune situazioni è veramente un carnaio difficile da gestire e quindi preferiscono vivere delle realtà più tranquille e poi si spostano a Venezia. Nazionalità emergenti, no, 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 predominante. Sì, sì, beh, il predominante è America e Cina, comunque sud-est asiatico e clienti americani. Noi avevamo avuto un inizio prima che nascessero tutta una serie di problematiche medio orientali dal mondo della Turchia che poi si è fermata ad un tratto quando c'è stato quel tentativo di golpe in Turchia e poi con tutte le problematiche legate al Medio Oriente e sono completamente scomparsi tutta la parte di russi per le ovvie ragioni dovute, però insomma, più o meno quelli. Quello che è cambiato, allora, la nostra struttura, come tutte le altre strutture più o meno in Treviso, hanno il 50% di stranieri, 50% di connazionali. Quello che sta cambiando è invece chi si approccia al mercato, ovvero c'è un forte ricambio, specialmente di generazioni che entrano sempre di più nel mondo del lavoro e quindi hanno una capacità reddituale diversa e quindi vivono anche le stesse, le stesse strutture e le esperienze in un modo diverso. Faccio l'esempio classico,
ci sono alcuni clienti che gli puoi dare un materasso fatto di foglie di pannocchie, ok? Ma non gli togliere il wifi. Vabbè. Ok. Se c'è la collezione, li puoi dare anche con le macchinette automatiche, ma il bar deve avere una serie di varietà. Oggi noi abbiamo, ad esempio, stiamo facendo comunque un esperimento con una serie di bevande completamente analcoliche dove si fanno dei cocktail, l'americano analcolico, ad esempio, che è lo stiamo provando, stiamo cercando di capire se effettivamente ha un mercato nella nostra struttura ricettiva, perché da una parte ci sono i giovani che magari bevono meno e preferiscono bere qualcosa di più e non avere il problema dell'alcol. Dall'altra parte abbiamo sempre comunque maggiori richieste di prodotti salutari e che non prevedano. Quindi il mondo sta cambiando. Bisogna riuscire nel minimo comune denominatore di tenere in equilibrio la nostra struttura, di cominciare a capire come sta cambiando il mondo, perché nel momento in cui cambia poi il pericolo è rimanere indietro e dover correre per un sacco di investimenti per tornare a essere competitivi, ma il mondo è andato ancora un po' più avanti e noi siamo eternamente dietro. Capire questo tipo di attività. Chiedo, cambiando le rotte low cost si vedono, cioè nel senso, all'aeroporto di Treviso cambiano da Istanbul a Mallorca, tutti i due nomi a caso. Cambia il flusso o resta identico? No, questi. L'aeroporto di Treviso, la maggior parte, cioè gran parte, basta andare davanti, se voi vi fermate davanti all'aeroporto di Treviso, vedete, credo sia, non mi ricordo, la TVO piuttosto che un'altra società Bartolini, che fai la spola tra quelli che arrivano e li portano a Venezia. Ok. Oppure sono clienti che arrivano, noi abbiamo anche un servizio abbiamo attivato da qualche anno un servizio di parcheggio col trasporto all'aeroporto, lasciano le macchine e si spostano. L'aeroporto di Treviso non ha questa grandissima, se cambiano le rotte non cambia molto, però Treviso è una città che da questo punto di vista non fa scuola e non fa neanche grandissima statistica, nel senso che chi dorme a Treviso ha o uno scopo prettamente business e viene perché appunto siamo all'interno di questo triangolo della manifattura, piuttosto viene perché ha scelto Treviso per soggiornare e visitare Venezia piuttosto che alcune attività che ti sceglie. Se cambiano le rotte, no. No, ma non crea un gran problema. Bene, direi. Intanto Luca, grazie tantissimo. Sicuramente un intervento, ti fatto tante domande, vuol dire che è un po' più lunga del... No, 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 ma ne abbiamo approfittato, voglio dire, di solito ci fermiamo, siccome c'era tutto questo interesse, era anche perché sono domande a cui non mi sono potuto rispondere, per cui io così, faccio la figura dei... Io ti ringrazio moltissimo, credo che sicuramente, diciamo, ci sono stati dei punti molto interessanti, voglio dire, indipendentemente dal fatto che una struttura di ospitalità sia più piccola o più grande, no? Alla fine, quindi ci sono alcuni temi, alla fine il cliente, insomma, bene o male ha delle esigenze veramente diverse l'uno dall'altro, ma comunque sono dei cluster, sono qui andare a lavorare. Allora noi che cosa facciamo adesso? Io ho il foglietto per venire dell'altra volta, dove mi sembra di vedere anche già qualcuno che l'altra volta non c'era, tipo là vedo il signor Fior, giusto, che non c'era, allora ve lo presento io così evitiamo alla Luciano, dovete tenerlo in considerazione perché è una guida enogastronomica, quindi non è solo goloso, ma è anche molto bravo, per cui
nell'individuazione delle vostre, diciamo, che l'idea sulla conoscenza bene spero di creare anche un po' rete, per cui c'è Fiore là, sennò poi a finire che è così. Allora, non so se c'era qualcun altro che l'altra volta io ho creato tutti, ecco là, infatti mi sembrava. Allora, diciamo che io mi alzo e faccio, vengo vicino anche lei che dico dire, no? Quindi, allora, Il consiglio tasca viene in realtà fuori zona, completata, se dobbiamo va benissimo, ora con qualcuno di pronti. mi sembra che arriva la città per un soggetto Va bene. Passo un altro e da una volta scorsa,